Tutto nasce il settembre dell'anno scorso, quando le piccole città storiche, io come rappresentante, siamo stati invitati al Forum internazionale del turismo nella città di Zhengzhou, nella provincia dell'Henan in Cina, dove erano rappresentate un po' tutte le dimensioni del turismo, dalle grandi città alle grandi mete, fino ai piccoli borghi e ai piccoli comuni. Dopo questo incontro il governo cinese ci chiese di presentare dei progetti di cooperazione tra la Repubblica Cinese e l'Italia e i nostri comuni. Abbiamo redatto alcuni progetti, alcuni basati assolutamente su uno scambio reciproco culturale, che sono stati molto apprezzati. E il primo risultato è proprio questo: una delegazione della provincia dell'Henan, in particolar modo della città di Anyang, scelta perché ha caratteristiche simili al nostro territorio, una città molto artistica legata alla ceramica, con un'importantissima storia e quindi con un'archeologia assolutamente importante. Oggi siamo qui tutti insieme per firmare degli accordi importanti. Li firmeremo come Comune di Este, li firmeremo come piccole città storiche del Veneto, come Parco regionale dei Colli Ugani, perché siamo fortemente propensi a proporre le bellezze del nostro territorio, e crediamo che questo sia un passo fondamentale per sviluppare dei rapporti, ripeto, sia culturali e poi anche di conseguenza assolutamente commerciali. I 5 giorni che loro visiteranno il nostro territorio sono assolutamente dedicati un po' a vedere tutte le nostre belle piccole città, le nostre offerte enogastronomiche, ma anche posti particolari come il lago di Garda, ovviamente un tour a Venezia, ma soprattutto anche alcuni siti che riteniamo che per il turista cinese siano assolutamente interessanti. Mi riferisco al Golf Club di Padova, mi riferisco al Castello di Lispida e, perché no, anche a quegli eventi importanti di rievocazione storiche che in questo periodo il nostro territorio rappresenta. In special modo domenica ci sarà il modo di vedere alcune manifestazioni della Giostra della Rocca a Monselice, e credo che per i tour operators impegnati in questa visita nel nostro territorio sia un'esperienza assolutamente importante e che mi auguro permetta di costruire un rapporto e soprattutto un turismo in and out tra noi e loro assolutamente importante.